Stevano scarpare, guarda porta, facevi scarpa a tutte, schiatta morta. Buongiorno al guardaporta e non allo scarpare, meglio conosciuto con il nomignolo di Solaianil. Buongiorno dal portiere e non dallo scarpare a Cicillo Wap, meglio identificato come Massi Capaccaro quartiere. Ferdinando, non ci allargammo perché tu mi conosci. Io lunedì nasci, lo sabato. Oh Cicci, tu sai che mi mette a paura di morte cadavere. Bravo, ti piace di fare il comico da salotto, bravo. Senti, ma non hai capito perché tu ce l'hai tanto con sti scarpati? È perché mangiano sui piedi e sulle chiasteme delle povere gente. Sì, però io guarda che... Basta, stop, pappino, pochi chiacchiere. Ho detto che mi sono antipatico e scarpare non c'è sta ragione che mi può far cagnare l'opinione. Si può serve qualche spiegazione, io trasi in servizio. Perciò, Ferdinando, caccia la pistola. È che la figlia mi sa portata a scuola. Mi piace anche di fare lo spirito di contrabbando. Sangue una pimmicerina, una seggia e paglia della nonna mia. Ma lo sapete che voi state scotoliando la mia suscettibilità? Per fortuna tu, l'opera e i pupi l'hanno luata a me, che se no ti fosse meglio pupi mi sallo. Uomo dei morti, tutti i presidenti di tribunale, corte d'assise e corte d'appello. Riunite alla corte e cacciate la sentenza. Entri, mo entra la corte. Cecci! Che brutta giornata che ha schierato per voi, Ferdinando. Passato falegname e facete pigliamo sul ruolo da avuti. Gli ha purato bello mondo l'amico mio, scegliete un carro come volete da 8 cavalli a 10 cavalli e scrivete sul fosso dove volete stare, all'interno o all'esterno. E fatevi anche un giretto per salutare gli amici, i parenti, compare e comparella, perché fra un quarto d'ora meno un minuto è già stato tuzzugliando il porto di San Pietro. Marichi, io mi vuoi far fatica, sì o no? No, perché siete un grumino contro l'interesse della categoria. Perché i scarpari, i costruttori e i chianchieri non gli fanno festa e se ne vanno al salone Margherita a vedere lo spogliarello. Ma si non te ne vai, da drizza una forma in fronte ti vanno ospitato. Sangue conigli sperimentatori dall'Università di Brooklyn. Articolo 670 codice penale, provocazione di primo grado, legittima difesa un Ferdinando. Voi già fatite. E come volete morire, con fuoco o in bianco? Io dicessi in bianco, con l'aglio, petrosino e limone. Cici! La voce della tempesta. Cici! Stacca! Che si può fare? Ti metti vicino a sto scarpare arruggiuto e non sai più. Ha parlato la principessa del casato e ciunga della mano. Mio signore, parlo buono perché lo sai, io non sono che marito. A te, io c'è la parte coppa che sa da ricettare, Molto bene, avete fatto il duetto delle serate, è bravo. Chiama in coppa che sa da con un creatura. Zitta tu, devo lavare con il sangue l'onda dell'offesa. E cosa gli o no che lava pure le panne? Fai pure una vannare, Cicci. Fatta accattare la lavatrice elettrica. Lassami, moglie, lassami e preparo un soffitto a cipolla quando levo ancora la pietta a sto pezzo di carogna e ci facciamo un secondo piatto. Cammino, sbruffo, cammino. Ma non lo vedi che si piglia così e non si sfotta proprio. È chi per questo mi piace. Ne, ti piace? E allora voi siete gli amanti diabolici. Decidimi a che ora va già a Cirri, ma mattina si fa il 7 e un quarto, quando hanno le carcere piglia? 3 anni pacchera e 2 mesi di spezza e cosce. Sai la parte cosa? Fatto solo che mano, è salina. Disgraziato, mamma mia, San Gianno, San Bartolomeo, San Giovanni Serrano, mamma mia, Ferdinando, aiutatemi. Oggi qua ospitale preferito, l'incurabile, le ballerine, o nuovo Lorè, o Cardarè, purissimo miele che la cassa muta, io manni domani. No, non mi mannà perché si moglie mi ha fatto miele che la cassa muta ma a terra addirittura. Maronna, mamma mia,